Signore e signori, la più cordiale buona mattina, ben ritornati al torneo Promoto HP in corso a Castiglione della Pescara e Casamora. Tra pochi secondi Under 15, zona 4 contro zona 1. Zona 4 che schiera il numero 12 Bianca Bertolucci, il numero 4 Domenico Cupido, il numero 6 Matteo Remedi, il numero 9 Carlo Vanello, il numero 8 Samuele Barsaglini, numero 1 Samal Sharef, numero 7 Lorenzo Giovannelli, numero 3 Giampiero Andreani, numero 2 Francesco Cornacchini e il numero 5 Federico Frosina. L'allenatore Mirko Bertolucci, assistito in secondo da Andrea Perroni. Per quanto riguarda la formazione della zona 1, numero 1 Matteo D'Avanzo, numero 2 Tommaso San Giovanni, numero 3 Leonardo Colombo, numero 4 Alessandro D'Andrea, numero 5 Leonardo Filigura, numero 6 Sandro Più, numero 7 Andrea Borella, numero 8 Ivar Ranza, numero 9 Luca Vaghi e numero 10 è Diego Dinardo. Numero 14 è Matteo D'Avanzo, il portiere che ha giocato anche nella partita di ieri, in cui la formazione della zona 1 aveva vinto per 5-3 sulla zona 3, mentre la zona 4 aveva vinto 25-0 contro la zona 5. Scusate, non 25-0, scusate, 5-0 sulla zona 5 in Under 15 e Under 17. In pista per la zona 4, ovviamente in tenuta rossa come le precedenti volte, con Bianca Bertolucci tra i pali, Carlo Vanello, Andreani, autore dei gol ieri nella partita inaugurale, Giovannelli e Cornacchini. Stati 2 gol per Andreani, 1 per Giovannelli, 1 per Remedi, 1 per Cupido, mentre nella zona 1 assegno 2 volte Vaghi e 1 volta Ranza. Alla telecamera il fido Claudio Donnini, mentre al microfono Stefano Zamperin. Per l'Under 15 si giocherà poi questo pomeriggio alle ore 17 zona 5 contro zona 3, in questo torneo tutti contro tutti, in cui vede la zona 1 e la zona 4 in testa con 3 punti. È iniziato l'ordine del direttore di gara Gianni Andrisani di Matera, è cominciata la partita tra zona 4 e zona 1, ovviamente zona 4 favorita, ma vedremo se la zona 1 riuscirà a impensierire questa zona 4 che vuole fare man bassa in questo torneo Promoto HP. Sempre la zona 4 dopo il possesso iniziale. Cornacchini, poi Andreani, fuori per Giovannelli, ma intercetta Borella, autore di due gol ieri, insieme ai 2 gol di Vaghi. Il capitano Seregnese proprio c'è la zona 4 con il capitano Andreani di Sarzana, poi Vanello, Cornacchini, la gestisce esternamente la zona 4. Ancora la zona 4 con Cornacchini, ma arriva Vaghi a far ripartire per la prima azione della zona 1. Sempre 15 minuti il tempo di gioco, come in Under 13.
ancora lui, il numero 7, il metronomo della zona 4, Lorenzo Giovannelli da Forte dei Marmi. Vaghi per San Giovanni, Lodigiano alla meglio, ancora la zona 4 in superiorità, ancora il numero 2 Cornacchini, il Follonichese, ingaggio a 2. Vaghi recupera la pallina, lotta contro Andreani, i due capitani. Andreani classe 2009 del Sarzana. Poi Borella, disturbato però non falosamente da Vanello. Vanello contrattacco, Vanello non passa d'avanzo, è ancora d'avanzo decisivo sul colpo centrale di Andreani. E c'è il gol del numero 7 Lorenzo Giovannelli, che ha trovato sguarnito il primo palo. Quasi un gollonzo per Giovannelli, 1-0 il risultato. Non si aspettava questo tiro, portiere d'avanzo di Novara, 14 anni, classe 2009. L'autore del gol, ma recupera la pallina in un momento Sandro Più, numero 6. Ancora sul primo palo Cornacchini, questa volta d'avanzo non si fa sorprendere, ci prova la zona 1 a alzare un po' il baricentro con San Giovanni, serve Borella, due Lodigiani. Ora riparte ancora la zona 4 con il tiro di Vanello, prato, attenzione Vaghi per Borella, Bianchi Bertolucci, ci arriva la giovane giocatrice della Pumas, riesce a deviare il tiro dell'avversario, qui d'avanzo anche lui ferma la pallina, time out al 4:44. La zona 4 composta da 3 giocatori della Pumas, 3 del Forte dei Marmi, 2 del Follonica, 2 del Sarzano, 1 del Castiglione, mentre la zona 1 4 del Seregno, 2 della Novara, 2 della Grate, 1 del Lodi e 1 del Monza. Intanto 1-0, decide per ora il gol sul primo palo di Giovannelli, che ieri aveva segnato un gol, 2 gol Andreani, un gol Remedi e Cupido, nella vittoria per 5-0 sulla zona 3. Ferma a 0 punti, ricordiamo 3 punti, zona 1 e zona 4, ancora 0, zona 5 e zona 3. Ora finisce il time out richiesto dalla panchina della zona 1, seguita da Alessandro Gioffre. Siamo in diretta da Castiglione della Pescaia. Ricordiamo alle 12:30 la terza gara della giornata, Under 17, zona 4 contro zona 1, anche loro sono appaiati a 3 punti in testa alla classifica parziale. Cornacchini, ora Andreani, che ha giocato quasi tutta la partita di ieri. Poi Giovannelli, fuori per Cornacchini, veloce manovra Vanello, poi ancora Giovannelli, impatta su Ranza, riparte Vaghi, cambio è uscito più ed entra Ranza. Ranza Novarese, 31 gol, classe 2009.
Sandro Più era del Seregno, è del Seregno, classe del 2009. Ora la zona 1 che manovra con Borella, stanno per scadere i 5 secondi in fase difensiva, riesce a uscire, serve in avanti San Giovanni, però già il raddoppio della zona 4, è riuscito a venire fuori da questa morsa difensiva della Tosco Liguria. Non va il tentativo centrale di Ranza, riparte Andreani, c'era Giovannelli già appostato a colpire. Però la zona 4, Ranza non riesce a dar più alla sfera del veloce Vanello. Tiro di Andreani fuori. Riparte nella zona 1, però butto controllo, butto passaggio di San Giovanni. Time out richiesto da Mirko Bertolucci, la panca della zona 4 insieme a Perroni. Intanto è fermo sull'1-0, decide il gol per ora del numero 7 Lorenzo Giovannelli. Mettiamo in diretta con formazione alla zona 4, cerca l'ennesima percussione, cade a terra Andreani, non c'è fallo, Vaghi per San Giovanni, ancora butta la costruzione della zona 1, proprio non riesce a incidere in questo inizio di gara, siamo ormai a metà del primo tempo. San Giovanni, Borella, un po' di confusione, un bastone a terra, era di Andreani. Per la zona 4 con Andreani per Giovannelli, ritmi piuttosto blandi in questa partita. Cornacchini per Giovannelli, d'avanzo però neutralizza ancora Giovannelli dietro porta, a rimorchio arriva Vaghi, decide quel gol di Giovannelli per ora, ma fase piuttosto confusa del match, un po' più fluida la manovra della zona 4, meno di quella della zona 1, non riesce proprio a imbastire un'azione. Ingaggia 2, lo vince lungo Giovannelli, il forte Marmino. Ancora lui, in mezzo a 3, serve al centro Andreani, fase confusa, non riesce a spazzare la zona 1, e anche non riesce a ripartire Ranza. Giovannelli ancora lui, il metronomo della Under 15 della zona 4.
c'era l'assist filtrante di Vannello che cercava anche la deviazione sull'asse di Giovannelli. Riparte Ranza, contrattacco zona 1, Ranza si gira, non riesce a controllare, disturbato dall'onnipresente Andreani, commette fallo per il numero 3 di Sarzana, il primo fallo di squadra dopo 9 minuti del primo tempo. Borella per San Giovanni, cercare la percussione di Ranza, niente da fare, però c'è, attenzione, Borella recupera la pallina su Andreani, Borella un rovescio che non riesce a superare l'onnipresente Andreani. Giovannelli alza il baricentro della zona 4, Giovannelli diagonale, para d'avanzo, si lotta sulla balaustra tra San Giovanni che ha la meglio, l'Odigiano, serve Ranza, tiro di Ranza diagonale, parata di Bianca Bertolucci, il novarese non riesce a superare la giocatrice Viareggina, una delle due ragazze presenti in questa kermesse. Seconda è Greta Miranda della zona 5. Ecco ancora Giovannelli, accompagnata che impatta su Borella, ancora lui, il numero 7, lotta tra il numero 7, alla meglio il Lodigiano. Riparte Vaghi, Luca Vaghi, il capitano seregnese, tentativo che è alto, troppo alto per impensierire la Bianca Bertolucci. È il fallo numero 2 per la zona 4. Mancano 4 minuti. Quattro minuti e 17 alla fine del primo tempo. Decide Giovannelli. La Toscana Liguria ha vinto 4-2 sul Piemonte, Lombardia e Piemonte nella prima partita dell'Under 13, partita molto intensa soprattutto nel secondo tempo, dove la zona 1 ha rischiato di rientrare in partita, ma insomma la tripletta di Tonelli è stata decisiva per portare a casa i 3 punti e la leadership della zona 4 sull'Under 13. Tentato Domenico Cupido, autore di un gol ieri, Casso 2010. Unico cambio. Pallina che si impenna. Bertolucci chiama Cupido. Ovviamente sta parlando di penetrazione nell'area. Cercare l'assist del compagno di squadra, il giocatore della Pumas. 3-12 alla fine. Siamo in diretta da Casamora, come detto, ritmi blandi in questa gara in cui la zona 4 è subito pervenuta in vantaggio. La zona 1 ha cercato di impensierire l'ottima manovra, ci ha provato ancora Giovannelli, alzata e schiacciata, un giocatore che sicuramente troveremo nelle prossime categorie anche ad alti livelli, il migliore fin qui visto in questa categoria, insieme probabilmente a Andreani. Fa una grande coppia nell'alta Toscana e Liguria. Altro time out chiesto dalla panchina di Mirko Bertolucci. Siamo al 12:05 del primo tempo, sempre 1-0 per la zona 4.
Terminato il secondo time out di Mirko Bertolucci. Non c'è nessun cambio in zona 4, però c'è un cambio in zona 1. È entrato Alessandro D'Andrea, classe 2010 del Novara, del Monza, 30 gol. Che ieri non mi ricordo di averlo visto. Attenzione però il gol! Gol! Samuele Barsaglini, è lui l'appena entrato dopo il time out, come non detto, nuovo entrato e nuovo gol al 12:22. Samuele Barsaglini segna il secondo gol, anche lui del Forte dei Marmi, classe 2010. Forte dei Marmi che si è classificato terzo in categoria Under 15 nelle finali dietro alla coppia vicentina Rolle Bassano e Sandrigo, quarto della Pumas, mentre per la zona 1 ottavo posto per il Seregno, decimo per la Grate. Quindi 2-0 per la formazione di casa. Percussione di Ranza, ancora Ranza, c'è il bastone di Bianca Bertolucci, ha avuto 3 parate in questo primo tempo, non così occupata come il suo collega dall'altra parte, che ha dovuto fare gli straordinari in questo primo tempo. Vaghi, capitano, imposta il ritmo, Borella, Lodigiano si vola sulla sinistra, Vaghi è al centro, il seregnese, ma recupera la pallina il numero 4 Cornacchini, commette fallo, però il numero 4, scusate, Cupido, è a terra il giocatore, se non erro, no, non è numero 4, come Borella, e a terra entra il medico dell'organizzazione, atterrato Borella. Siamo al 13:40, 2-0 il risultato per la zona 4. Giovanelli e Barsaglini, i gol. Vediamo in fondo sulla nostra telecamera in alto a destra Mirko Bertolucci che parla con Lorenzo Giovanelli per il movimento suo e anche l'impostazione del bastone insieme a Perroni. C'è un tiro per la squadra della zona 1, esce Borella, claudicante alla parte destra del corpo, colpo in balaustra. In pista Sandro Più, Ranza, Vaghi e D'Andrea. Vaghi da solo, tiro para Bertolucci. 66 secondi dalla fine, tentativo del capitano seregnese, classe 2009, 14 anni, 64 gol nel campionato zona 1. Pallina che schizza via dall'ingaggio a 2, quasi non beffa Bertolucci. Barsaglini, parata sul primo palo di D'Avanzo. Vaghi sulla destra, cerca di uscire dalla morsa dei toscani, si lotta sulla pallina, commette il fallo il numero 6 che è Matteo Remedi, appena entrato, quindi in panchina, in pista Cupido, Remedi, Giovanelli e Barsaglini per la zona 4. Ultimi 43 secondi. La formazione Morandotti
con Arranza, bel tiro in velocità, ma altrettanto brava la Bianca Bertolucci a neutralizzare questa conclusione ravvicinata dell'Odigiano. Ultimi spiccioli di primo tempo, Barsaglini d'avanzo devia sulla balaustra, sta pallina forte, precisa. Vaghi, ultimo possesso, la zona 1 col giocatore del Seregno. Oh, e c'è la deviazione volante di D'Andrea, anzi di più, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Finisce 2-0 col gol al 3-16 Giovannelli e il gol al 12-29 di Barsaglini decidono per ora il match di 2-0 il risultato. Noi ci prendiamo la pausa di 6 minuti, poi ritorniamo in diretta qui dalla Casamola di Castiglione, sempre in diretta per il canale YouTube Fisrock e Pista.
torniamo in diretta per il secondo tempo dell'Under 15, zona 4 contro zona 1, Giovannelli, Barsaglini, Vanello e Andreani, giocatori in pista per la zona 4, dai pali sempre Bianca Bertolucci, mentre la squadra zona 1 con Filigura, Ranza, Vaghi e San Giovanni, tre pali sempre d'avanzo, quindi entra anche Filigura nella Grate, classe 2010, girata di Andreani. Siamo in diretta dal Casamora, tentativo di Barsaglini, uno dei marcatori che decidono il match. Nel secondo tempo i due gol, nel primo tempo i gol decisivi per ora della zona 4, che andrebbe così a 4 punti, a 6 punti contro 3 della zona 1. Riesce a uscire San Giovanni. Ora imposta Vanello per Giovannelli, ancora il forte Marmino, scambia con Sarzanese, Andreani, bello scambio veloce, riesce a concludere comunque Giovannelli e trova anche la parata di Davanzo. Barsaglini, dato forte Marmino, due Sarzana, due forte Marmini in pista. Ora ci prova Ranza, fallisce il passaggio a Vaghi. C'è il fallo di squadra, sono già 7 i falli della zona 4, uno della zona 3, la zona 4 bianco-verde quest'oggi. Giovannelli disturbato da San Giovanni, ancora meglio il forte Marmino, insomma il metronomo, come detto, della squadra di Bertolucci e Perroni, mentre Gioffè si affida a Vaghi soprattutto. Non abbiamo più visto Borella in pista dopo l'infortunio di qualche minuto fa nel primo tempo. Giovannelli cerca di superare San Giovanni, spedisce in centro la pallina per Barsaglini, nulla da fare, però è sempre la zona 4 col possesso, nonostante l'interdizione, un po' il baricentro un po' più alto della zona 1 dopo la fase un po' passiva, soprattutto all'inizio del primo tempo quando ha subito l'1-0, poi è riuscita un po' a scuotersi rientrando in partita, ma sono ancora pochi tiri scagliati su Bianca Bertolucci. 3 minuti, 2-0 il risultato, altra fase di costruzione andata a perdersi in avanti per la zona 1, manca la precisione per la squadra di Alessandro Gioffre. Incursione di Andreani, abbiamo già visto parecchie volte, tra lui e Giovannelli. Ranza però in contrattacco ha un brutto controllo della pallina, può ripartire l'ennesima azione della zona 4 con Giovannelli, non si arrabbia, ma il suo passaggio non era proprio perfetto. Vanello ora cerca di impensierire la porta avversaria insieme al numero 3 Andreani, nulla da fare. Giovannelli, ancora lui, tiro, gol, 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 gol. E ancora lui, Giovannelli a 4,32, un missile sotto il 7 imprendibile per D'Avanzo. 3-0.
chiedeva il rigore, la panca Tosco Ligure sul fallo su Andreani, Vaghi contro Andreani, alla meglio ancora il capitano Sarzanese in due per togliere la pallina a Andreani. Ecco ancora il tiro a due della formazione Tosco Ligure. Giovannelli, ancora tiro a distanza, un diagonale simile al palo, sbaglia però ancora la difesa zona 1 in affanno ora sulle continue percussioni e tiri della zona 4. È in superiorità zona 4 ma fallisce il tiro Andreani, forse anche con una pallina che salta un po' troppo sul piastrellato del Casamora. Ecco che ancora la formazione zona 4 che fallisce un'altra occasione. Sono già un paio che sbagliano tu per tu con D'Avanzo in un dominio sempre più importante del match. Giovannelli ha un conto aperto con D'Avanzo la meglio in questa occasione. Quasi le ore 12 comincia a alzarsi la temperatura qui alla Casamora. Il tiro di Barsaglini para D'Avanzo, come detto si alza la temperatura perché c'è poco vento rispetto a ieri, c'era decisamente più vento che ha abbassato la temperatura. Oggi invece il vento non c'è più, quindi la temperatura si alza velocemente qui nella struttura linea del Casamora. In pista sempre Giovannelli, sempre Vanello, poi è entrato Barsaglini e anche Remedi, Matteo Remedi della Pumas, classe 2010. Quasi lui a quasi arrivare al gol sull'assist perfetto di Vanello in percussione del Sarzanese Barsaglini. Samuele Barsaglini, Forte dei Marmi, classe 2010. Era andato a segno sulla vittoria dei 5-3 sulla zona 3, una volta Cupido, una volta Remedi, una volta Giovannelli, 2 volte Andreani. Quest'oggi invece un gol per 2 gol per Giovannelli, un gol per Barsaglini, 1-0, ancora la formazione di Gioffre. È entrato anche Cupido ora nella partita al posto di Andreani. Ora lui prende la pallina, poi serve a Barsaglini. Ecco la formazione a zona 4 col numero 7 Giovannelli, solito tiro che sfiora lo specchio della porta. Siamo mai a metà del secondo tempo, 3-0 zona 4. Vaghi, poi il tocco ravvicinato di San Giovanni. È entrato in pista anche il numero 3 Leonardo Colombo, un debutto per lui di Seregno, ma gioca anche a Monza, classe 2011. Gioca col Seregno in Under 13, però gioca con Under 15 a Monza. Intanto c'è il richiamo per Bertolucci da parte dell'arbitro Andrisani. Non c'è richiamo, c'è solo
chiacchiericcio tra i due. Ora la formazione, Morandotti cerca di impensierire Bertolucci, ma al secondo tempo questo è uno dei primi tiri dopo 8 minuti. Velocissimo Barsaglini per Giovannelli, controllo tra i due forte Malmini, non ottimale. Poi partire la zona 1, 8 pari di squadra per la zona 4, 2 per la zona 1. Cupido per Giovannelli per Barsaglini, poi Cupido percussione sulla destra ma interrotta dal bastone di Ranza. Nova Colombo riprende la pallina a Remedi che cercava Cupido. Vaghi cerca di alzare il ritmo ma manca di precisione la squadra della zona 1 assolutamente. Anche in questa occasione accade proprio questo. Pallina deviata dal patio della zona 1 e c'è il time out richiesto proprio dalla Lombardia Toscana e c'è un cambio tra i pali, esce d'avanzo, entra Diego Dinardo, classe 2010 del Seregno. Torniamo in diretta per gli ultimi 5 minuti di questa partita in cui vede in vantaggio la zona 4 per 3-0. Ancora la squadra di Mir Bertolucci e Perroni, Andrea Perroni. Cornacchini è entrato dopo il time out, Giovannelli però sempre in pista, impatta su Vaghi, ora spostato in avanti, numero 9, tiro di Vaghi, para Bianca Bertolucci, sempre molto attenta la piccola portiere del Pumas Viareggio. Remedi per Giovannelli, poi Cornacchini, Francesco Cornacchini del Follonica. Sono due giocatori del Follonica, 3 della Pumas, 3 del Forte, 2 del Sarzano, 1 del Castiglione. Cupido per Giovannelli, Giovannelli fuori per Cornacchini, Cupido, Giovannelli stanno per scadere i 45 secondi, tiro di Giovannelli, impatta su Vaghi che però non riesce a ripartire in contrattacco.
4 minuti alla fine, Cornacchini per Giovannelli, poi i due scambiano la pallina. Siamo in diretta a Castiglione, ora ci prova ancora Giovannelli, non in presenza Giovannelli, è entrato anche il numero 5 nella partita, Federico Frosina, non mi ricordo di averlo visto ieri, pallina che rimane lì e il gol arriva per il numero 2, infatti Cornacchini, il gol al 11:37, cambio di portiere anche per la zona 4, esce Bianca Bertolucci ancora in battuta ed entra il secondo portiere Samal Sharef di Castiglione, ma con 3 minuti e 23, 4-0 il risultato di questa partita, quindi un gol, 2 gol di Giovannelli, uno di Barsaglini, uno di Cornacchini, poi 3 gol dei Forte Marmini, il gol del maremmano Cornacchini. Ultimo time out speso dalla panca della zona 1 di Alessandro Gioffrè. Questi ultimi stancoli di partita, una zona 1 che solo a tratti è riuscita a impensierire la zona 4, comunque con Giovannelli ha sicuramente un valido elemento di gestione della sfera, ma non solo, anche a livello di conclusioni. 8 falli di squadra per la zona 4, 2 per la zona 1. Ultimi 3 minuti, vediamo se riuscirà a togliere via lo 0 dal tabellone la zona 1. Ranza per più, però la meglio Frosina o Frosina, Forte Marmino, classe 2010, 22 gol in stagione, 13 anni. Anche lui uno dei più giovani insieme a Cupido del torneo, insieme anche ad Andrea, il secondo portiere che è appena entrato nel 2011, Colombo, 11 anni, gioca in Under 13. Esce Giovannelli, una notizia, è assolutamente una notizia, ed entra Andreani, staffetta tra i due baluardi difensivi della zona 4. La zona 4 ritornerà in pista domani per l'ultima gara contro la zona 3 alle ore 10:15. Vediamo alle 12, ancora zona 4 contro zona 1 alle 12:30, tra una ventina di minuti. Siamo perfettamente in orario quest'oggi, siamo anche in anticipo rispetto ai 5 minuti di ritardo di ieri. Cornacchini fuori per Andreani, che ovviamente si veste difensore insieme a Frosina. Cornacchini, para Di Nardo con l'istinto del numero 1 Brianzolo di Seregno, tiro di Cupido, un diagonale in rovescio. Ultimi 90 secondi con l'intervento ancora di Cupido, e ben si è comportato nel suo limitato utilizzo. Frosina per Cupido, deviazione volante, ma riesce comunque a recuperare la pallina. Cupido serve il veloce Andreani, il sarzanese al centro, approccia il bastone, anche zona 1, però c'è anche il gol quasi in autogol secondo me,
di Di Nardo, si porta probabilmente la pallina in porta, poi la fermata con lo stesso bastone. 5-0 al 14° minuto, al gol numero 5 della zona 4. 9 falli, poi è stato segnato da Andreani, quindi anche lui entra a referto ed arriva a 3 gol marcati insieme a Giovannelli nella conta dei gol. Ultimi secondi di questa partita, ben condotta la zona 4. Recupera la pallina la zona 1 e si presenta davanti dopo tanti minuti di dominio toscano. Ce l'ha provato D'Andrea del Monza, classe 2010. Prova ancora la zona 4, doppia conclusione di Cornacchini e di Cupido. Bravo Di Nardo a neutralizzare ancora Cornacchini. La pallina che riesce a fermare sulla linea il portiere Di Nardo. Finisce qui, finisce 5-0 la partita numero 2 della giornata, quindi 6 punti per la zona 4, 5-0 il risultato e 6 punti per la formazione della zona 4 under 15 che svetta in classifica. Zona 1 rimane a 3, zona 3 e zona 5 rimangono a 0. Applausi dalla tribuna, questa bella partita, tutto il secondo tempo, il primo tempo molto bloccato. Finisce così con il 5-0, i 2 gol di Giovannelli, un gol di Barsaglini e un gol di Cornacchini e Andreani per il 5-0 finale. 12:30 ci sarà la categoria under 17, ancora zona 4 contro zona 1, quindi 20 minuti li lasciamo al video del comune del Castiglio di Castiglione della Pescaia per scoprire le bellezze di questa meravigliosa